Carnevale è una delle manifestazioni più antiche ed universali, caratterizzato dall'interruzione di ogni vincolo, di ogni ordine e norma, per una regradazione agli istinti primordiali. Questo avviene ancora presso le società primitive. Questo avveniva negli orgiastici saturnali romani al tempo del solstizio d'inverno. Gli atti magico-rituali del Carnevale fanno pensare immediatamente alla maschera, che è il mezzo principale per trasformare l'uomo di tutti i giorni in un essere surreale. Nei musei etnografici del Friuli si conserva un'ampia esemplificazione delle nostre maschere lignee. A Tolmezzo quelle della Carnia, a Udine quelle dell'Alta Val Torre. La maschera facciale aveva nomi diversi secondo le zone. Maschere è il termine più comune, ma anche tomat, violine e brutine, moretine e musecchie, bertu, voltin e gnacchera. Esse raramente sono zoomorfe, né ricorrono all'orrido, ma ricevono la loro carica espressionistica soprattutto dall'accentuazione e deformazione della tipologia fisica. Per trovare qualche relitto particolarmente significante delle nostre antiche manifestazioni carnevalesche, abbiamo guidato l'obiettivo in località fuori mano. Qui siamo a Rodda, nella valle del Natisone. La Compagnia dei Giovani sente come suo diritto e dovere quello di prolungare le tradizioni paesane e ripete per quanto possibile i mascheramenti tradizionali. Le maschere più importanti del gruppo sono quelle di San Michele e del Diavolo, simboli di bene e male, in continuo rapporto dialettico, come la morte e la resurrezione. Il diavolo porta sul volto una maschera lignea, ultima rimasta del passato, mentre prima ne esistevano altre, in particolare quella simboleggiante la morte. Ricorda il mascheramento di San Nicolò che si fa nella Val Canale ed è il primo in ordine cronologico durante l'inverno. Anche San Nicolò contrasta l'operato del demonio. Negli atti buffoneschi del diavolo, il ribelle per eccellenza, è evidente la volontà di sovvertire, di seminare disordine e caos, mentre l'angelo bianco, emblema dell'ordine, lo tiene a bada con una corda o una catena.
Vi è pure una maschera antropomorfa rappresentante un cane da pastore e, tutto vestito di rosso, un mascherato rappresenta il Kalunik, che distribuisce scherzose benedizioni. È infatti tipico dell'anarchia carnevalesca il gusto di dissacrare, di mettere in parodia ogni tipo di autorità costituita. Una significanza surreale hanno pure le maschere che qui chiamano le signorine o le belle, in contrasto con le brutte. Le prime simboleggiano o addirittura un tempo personificavano, materializzavano gli spiriti celestiali, le seconde gli spiriti infernali, anime di trapassati che ritornavano sulla terra a favorire il rinnovamento del ciclo agrario. Vi è inoltre la coppia tipica dei vecchi e maschere simili ad arlecchini. Questi mascherati sono adorni di campani. Se gli altri sono le maschere, questi sono i pustiea, cioè i veri rappresentanti di carnevale, pust in dialetto slavo, cui compete di allontanare con il suono dei campani e le urla tutto ciò che di negativo può minacciare la vita degli uomini, dei loro animali e dei prodotti stessi della terra. I pustiea ghermiscono le gambe delle donne con le cliesce, lunghe tenaglie retrattili di legno che hanno evidente simbologia sessuale. Uguale significato hanno le calze ripiene di cenere, con le quali in altri paesi vicini si colpiscono le donne. Altre manifestazioni tipiche sono quelle della scopa, che caccia i malefici, oppure l'aratura rituale con scopo propiziatorio. Anche il vivandiere ha una sua precisa funzione, stavamo per dire una figura giuridica. Benché egli non sia tenuto alla metamorfosi simbolica del mascheramento, rappresenta un ruolo importante. Una persona a parte dall'associazione giovanile temporanea della compagnia di carnevale. A Rodda è scelto fra i coniugati, mentre nella vicina Mersino viene addirittura eletto a voto segreto. Naturalmente i giovani di Rodda e gli altri che si mascherano non hanno ormai consapevolezza degli antichi significati persi lungo il corso dei secoli, anche se le orge carnevalesche hanno a lungo conservato la loro funzione catartica durante il ciclo di un anno tutto scandito per il popolo da lavoro e sottomissione.
martedì i giovani percorrono tutte le borgate del proprio paese, visitando ogni casa, facendo un ballo con la padrona di casa, che come rappresentante della sua famiglia riceve gli effetti propiziatori delle maschere e li ricambia con doni generosi. Riconoscono con questo atto l'azione dei mascherati a favore della comunità, che ritiene che l'annata sarà tanto favorevole quanto più numerose ed allegre saranno le maschere. Chi negasse d'altronde questo tradizionale tributo alle maschere potrebbe aspettarsi qualche brutto scherzo di rivalsa. Martedì, la compagnia del Carnevale di Rodda visita i paesi viciniori, evitando però accuratamente di incontrarsi con altre compagnie di mascherati. Tuttavia, se ciò avviene, si comportano diversamente da un tempo, quando incontrarsi equivaleva a scontrarsi, generando lotte perfino cruente. Oggi si sa, il vino sostituisce il sangue, ma si raccontano storie terribili avvenute un tempo. Ad esempio, una volta la compagnia di Bergogna incrociò quella di Longo, proprio ad un angusto passo di montagna. Come si trattasse di difendere una vera e propria giurisdizione, si scatenò la zuffa ed i più deboli dovettero soccombere, cadendo ad uno nel burrone. Della compagnia sconfitta rimase uno solo, che disperato si gettò volontariamente nel burrone. Questi episodi possono dare l'idea di quanto era radicato un tempo il senso comunitario e tribale. Appartata sulla destra del Natisone, tra il Monte Ioannes ed il Lubia, su un piccolo altipiano solatio a 725 metri sul livello del mare, sta Monte Fosca, borgata caratteristica che conserva ancora molte cisterne di tipo quasi nuragico e nei boschi casoni a secco che ricordano la prevalente attività pastorizia del passato. Qui si ripete quasi ininterrottamente, chissà da quanto tempo, un rito carnevalesco fra i più singolari ed interessanti. Oltre alla normale mascherata, simile a quella dei borghi vicini, di Calla, di Erbezzo ad esempio, Montefosca conserva una piccola, eletta schiera di mascherati che chiamano blumari o blumeri. A differenza degli altri mascheramenti che si possono ripetere lungo l'arco carnevalesco, il rito dei blumeri si fa soltanto una volta, il martedì pomeriggio. Tutto quello che li riguarda ha qualcosa di sacrale,
cominciando dalla stessa vestizione, che è quasi un cerimoniale con regole fisse. Importante e quasi esoterica è l'arte di fissare i campani al busto, mediante sapienti giri ed annudature della corda. Questo compito, perciò, è affidato ai vecchi esperti. La veste oggi è una tuta candida, appositamente fatta, ma un tempo si adattava alla persona cucendolo addosso un lenzuolo. È arrivato Carnevale, è arrivato troppo presto, le ragazze a vestire. Così cantano, attribuendo all'ultimo giorno, e giustamente, il termine di Carnevale, come era originariamente, carnem levare. Le coetanee infatti aiutavano i blumari a mettersi l'alto copricapo, a trattenerlo, a fissarlo con fazzoletti doneschi variopinti. Un nobile paesano prepara i bellissimi copricapi, ornati di fiori e nastri, sì da suggerire l'idea di una stilizzazione di alberello fiorito. C'è perciò chi pensa che il termine blumero o blumero derivi dal tedesco blume, per i fiori che portano in testa, mentre i paesani propendono per l'onomatopea del blum, blum, blum dei campani. I giovani, sempre in numero dispari, e questo ha già una sua significazione magica, si dispongono in fila indiana, in modo che in testa stia il meno veloce, il meno resistente alla corsa. Ciò assicura la regolarità nell'andamento della corsa, o meglio del trotto, come dicono loro. I blumari sono sempre giovani scappoli, un anno soltanto, era circa il 1932, mancando i ragazzi, eccezionalmente si vestirono le ragazze. Ciò dimostra l'importanza che la comunità dà a questa cerimonia, tanto che se non si attua temono malanni per le persone, intemperie per la campagna e scarso prodotto di uova. Per lo stesso motivo, durante la cerimonia nessuno deve lavorare. Le donne non devono neppure accudire a quella piccola attività passatempo che è per loro fare scarpette di pezza. Altro non ricevono i blumari che ristoro di qualche bevanda lungo il percorso. Per loro i donativi della comunità vengono raccolti dalla mascherata comune, che un tempo era numerosa. Anzi, fino a pochi anni fa, trainavano pure una slitta da fieno con sopra il capretto sacrificale.
Durante le brevi soste, per scuotere più fortemente i campani, fanno un movimento delle spalle, come quando si è presi da un forte brivido. Nello stesso tempo compiono dei saltelli e battono il suolo col pistò, cioè i lunghi alpenstock della prima guerra mondiale, che servono anche a non scivolare se c'è il ghiaccio. Tanti sono i blumari, altrettanti sono i giri che compiono intorno al paese. Il loro percorso è lo stesso di quello compiuto durante le processioni religiose e durante le erogazioni. È insomma il percorso sacro. Questa circumambulazio deve racchiudere tutto l'abitato della comunità nel suo effetto protettivo e propiziatorio. Vediamo più volte ripetersi i gesti rituali, simili ad una danza sacra che allude come alla sollecitazione del suolo nel tempo del disgelo, affinché rapida germini presto la nuova vita e le pianticelle crescano alte come i salti dei blumari. Il suono dei campani serve a cacciare gli spiriti cattivi, come dicono i vecchi, e lo stesso scopo hanno gli Uriscat o Uriscat, i particolari gridi gutturali che i blumari lanciano e che sono gli stessi che servono da richiamo amoroso quando d'estate lavorano in campagna. Subito al di là del monte Ioannes, che nasconde Montefosca alla pianura friulana, sta a Solatio il paese di Canebola, dove c'erano dei mascheramenti simili, ma opposti ai blumari. Le zurle, che circolavano sul fare della notte con andatura curva, quasi animalesca, e portavano sul dorso anch'essi i campani e visitavano le case delle ragazze da marito, con atti audaci, il viso impiastricciato, e rappresentavano gli istinti sessuali, facendo in un certo senso da contraltare ai blumari, e quanto questi hanno di Apollineo, tanto le zurle hanno di Dionisiaco. Tutto finisce come comincia, all'osteria, tra canti e bevute. Il dolce caratteristico del carnevale di Montefosca è il Franzelne, una specie di frittella simile agli strucli, con un ripieno uguale a quello della famosa gubana.
conclusivo, il dramma finale del carnevale è il sacrificio in effigie del carnevale stesso, che funge da capro espiatorio per questa società a tipo agrario-pastorale, che vive in termini comunitari sul ritmo zodiacale e che dopo le baldorie, le licenze, si autolibera dei complessi di colpa, proiettando sul pupazzo carnevale i peccati della povera comunità. A San Giorgio, nella valle di Resia, ma anche in molti altri paesi, la grottesca cerimonia dei funerali del carnevale, anziché il martedì, avviene il mercoledì delle ceneri, come denota la ringa che ne è simbolo. Si prepara il pupazzo, che qui viene chiamato babaz, anzi se ne preparano parecchi, perché c'è sempre chi li ruba per beffa. Nell'edizione 1973 il pupazzo è bambino, perché gli altri sono stati appunto rapiti per burla. Anche il rogo sarà più modesto che nelle edizioni precedenti. È infatti una realtà generale che dobbiamo sottolineare. Le manifestazioni genuine vanno rapidamente morendo o degenerando, mentre dalle loro ceneri prolificano manifestazioni più vistose, spettacolari, ma assolutamente spurie, specialmente in pianura. Nel loro intendimento, le sequenze che vediamo devono mimare le fasi del processo, condanna, cerimonia funebre, seppellimento di carnevale, benché tutto sia un po' fatto sul ritmo dell'improvvisazione, tenuto anche conto che gli uomini sono veramente sfiniti dalle lunghe bevute. Sulla piazzuola si è fatto un buffonesco processo che termina con invariabile condanna e con corredo di improperi che non escludono un affettuoso rimpianto per l'unico periodo grasso dell'anno. A Resia, fortissimi e generali sono l'amore per la musica, eseguita con la zitira o violino e con la buncula o contrabbasso, e ritmata fortemente con colpi di tallone. Sono musiche che nessuno ha creato, nessuno ha scritto, sono come un'eredità ancestrale, simile al tam tam delle foreste africane, e nel ritmo apparentemente monotono all'infinito
sta il fascino misterioso e nobilissimo di queste musiche. All'imbrunire il Babas viene accompagnato al luogo del sacrificio, processionalmente, con una fiaccolata di canne di Gran Turco se la notte è inoltrata. Il luogo del sacrificio tradizionalmente è l'altura di Gracistie, uno sprone roccioso che domina il paese e sta a strapiombo sul fiume. Il soggetto più adatto, cioè quello più comico, funge da chialune e recita le salmodie nel modo più buffo possibile, con qualche briciola di latinorum. Il carnevale deve morire col fuoco come col fuoco dell'Epifania è cominciato. Inginocchiati su questa tomba, la tomba d'amore. Inginocchiati su questa tomba, la tomba In taluni paesi, dopo il processo e prima di dar fuoco al pupazzo, questo viene preso di mira da parte dei presenti, che gli lanciano sassi o lo sforacchiano sparando. Varianti meno ortodosse sono quelle di eliminare il pupazzo altrimenti che col fuoco, ad esempio buttandolo al fiume. Comunque sia, nonostante l'estremo impoverimento degli atti carnevaleschi, la loro caduta dal mito ad una formalizzazione o deformazione puramente parodistica non impedisce che si riconoscano gli antichi significati e che si veda, specie nel sacrificio finale, la caduta nel caos necessaria alla rinascita.
Abbiamo così assistito ad alcune tra le più suggestive tradizioni del nostro carnevale, spie di riti antichissimi, con richiami sacrali e tribali.